Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ponte sullo Stretto, via libera del CIPES al progetto definitivo, ma nel giorno dell'arrivo di Salvini non si fermano le proteste. Aggressione omofoba in un locale del centro storico di Catania, fermati alla polizia 2 giovani, provvidenziale l'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino. Simona, morta in piscina a Bagheria, radiografie e TAC e risonanza non hanno rilevato traumi particolari, domani l'autopsia, nessun elemento viene trascurato agli inquirenti, familiari sentiti a lungo dai magistrati. Aniscemi aggrediti brutalmente, 2 idraulici gelesi, la trappola in aperta campagna dove erano stati attirati con una scusa, un arresto. A Palermo il ricordo del vicequestore Cassarà e dell'agente di polizia Antiochia, uccisi 40 anni fa dalla mafia. Nel pomeriggio il ministro dell'Interno Piantedosi deporrà una corona di alloro. Noto, emozioni in musica con Simona Molinari e il suo Kairos Tour, brani celebri, omaggi ai grandi della musica e canzoni dal nuovo album. Calcio, mercato in fermento per le principali squadre siciliane. In Serie B il Palermo raggiunge l'accordo con Bardi e può far partire Desplanche. In Serie C il Catania è a un passo dal centrocampista Loi e ingaggia un duello con il Trapani per D'Ausilio. Bentrovati, in apertura le notizie sul ponte sullo Stretto di Messina. Il CIPES ha approvato il progetto definitivo del ponte dello Stretto di Messina, che comprende un'articolata documentazione presentata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Lo fa sapere il MIT, ma nel giorno dell'arrivo di Salvini non si fermano le proteste. Francesco Triolo. Il CIPES ha approvato questa mattina il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto e quindi può partire tutto l'iter per la realizzazione dell'opera, con i primi cantieri che potrebbero aprire già a fine settembre. Intanto tornano a farsi sentire i comitati di un ponte, non un passo indietro, dicono. Il CIPES non spaventa, per loro il ponte è un'opera inutile che toglie fondi ad altri settori importanti come la sanità, le ferrovie, l'acqua che manca nella regione. Pronto un corteo che nella serata di sabato si snoderà lungo le vie principali della città, da Piazza Cairoli sino al Duomo. Intanto però in serata a Torre Faro arriverà il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, un incontro con i vertici regionali della Lega che sarà più un appuntamento per festeggiare il voto del CIPES. E intanto Salvini già con una nota commenta questa via libera del CIPES e dice se si continua ad andare avanti così speditamente il primo attraversamento potrà avvenire nel 2032-2033. Cambiamo argomento, andiamo a Catania. C'è stata un'aggressione omofoba in pieno centro, 2 giovani sono stati fermati alla squadra mobile provvidenziale. È stato l'intervento di una ragazza che ha bloccato l'aggressione spruzzando spray al peperoncino, ma anche quello di un operatore ecologico. Tonino De Mano. Una brutale aggressione omofoba fermata dall'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino, che ha impedito conseguenze peggiori, anche se i fatti restano comunque gravi. 2 giovani di 19 e 21 anni, quest'ultimo già detenuto per altra causa, sono stati fermati dalla polizia di Catania per violenza privata e lesioni, reati aggravati dalla finalità della discriminazione omofoba. I fatti risalgono al 26 aprile scorso. Al centro dell'inchiesta, secondo la procura, il brutale pestaggio con schiaffi, calci, pugni e lanci di sgabelli a 3 giovani omosessuali in un fast food di piazza Borsellino. Aggressione, come detto, interrotta grazie all'intervento di una ragazza presente nel locale che, spruzzando in aria dello spray, ha reso l'ambiente irrespirabile, e di un operatore ecologico che ha bloccato uno degli indagati che stava colpendo un ragazzo con il casco. Al raid ha partecipato anche un altro giovane non ancora maggiorenne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni. L'ordinanza del GIP dispone nei confronti dei 2 indagati l'obbligo di rimanere a casa tutti i giorni dalle 21 alle 6 dell'indomani. Le vittime del pestaggio hanno riportato ferite guaribili tra i 7 e i 21 giorni. Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre alle dichiarazioni delle vittime, di testimoni oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza ed elementi estrapolati dai social network. E il grave atto omofobo avvenuto a Catania scatena le reazioni della politica. Per Italia Viva il governo non muove un dito contro l'odio di genere. L'Arcigay di Catania commenta dicendo che il fenomeno è in crescita per il senso di impunità preoccupante, la giovane età degli aggressori. Roberta Lunghi.
Un vuoto che pesa, lo dice sul grave atto omofobo a Catania la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, commentando l'assenza di leggi per le quali chi aggredisce per odio deve sapere che sta commettendo un crimine preciso e non un'aggressione qualsiasi. Dopo Egle Doria, rappresentante delle famiglie arcobaleno, insultata e spintonata davanti a sua figlia e altri bambini durante un laboratorio di lettura al Pride Village di Catania, dalla città arriva un'altra brutta cartolina. Il fenomeno è crescente. Le segnalazioni si fanno più frequenti, molte non arrivano neanche all'attenzione della stampa, dei media, perché per fortuna, se così si può dire, si limitano a un'aggressione verbale. Ma perché questa impennata? Perché c'è un clima di impunità. Sicuramente l'omotransfobia non nasce ora, però in questo momento ci si sente legittimati a esternarla. Quello che preoccupa è anche la giovane età degli aggressori. Il governo non muove un dito contro l'odio omofobico, ma incoraggia il pregiudizio ogni volta che ne trova l'occasione. Lo dice Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia, mentre da Arcigay di Catania arriva l'annotazione anche della paura crescente di poter essere vittime di violenza di genere, con un monito alla reazione. Improvvisamente ti chiedi: ma io potrò ancora frequentare quel posto, quello spazio, quel locale, la mia città, il centro storico? Nello stesso tempo però non viviamo una città più difficile delle altre e quindi sempre avanti a testa alta e alla luce del sole. Il caso di Simona Cinà, la ragazza trovata morta in una piscina nella villa di Bagheria. Ieri l'incontro tra i magistrati e la famiglia per dissipare i tanti dubbi, c'è stata anche l'autopsia, c'è stata anche la TAC, alcuni rilievi. Domani invece l'autopsia. Lorena Dolci. Nessun dettaglio è stato trascurato. La procura indaga a fondo per cercare la verità sulla morte di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita in piscina durante una festa. Ieri nella caserma di Bagheria i magistrati, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, hanno incontrato i familiari che avevano lanciato sospetti parlando di scena ripulita, testimoni reticenti, alcolici spariti, di sequestri non fatti. Un faccia a faccia che ha rassicurato la famiglia. È stato utile sapere che il supporto della magistratura, della giustizia c'è dalla parte nostra e ci aiuta. L'incontro è stato utile. Non sembrano determinanti i primi accertamenti, la TAC, la risonanza magnetica e la radiografia. Per domani è fissata l'autopsia che dovrà chiarire se nei polmoni della ragazza ci sia acqua, eventuale prova della morte per annegamento, mentre gli esami tossicologici diranno se Simona avesse assunto droga o alcolici, circostanza che ieri l'ex fidanzato tendeva a escludere. Lei non era una persona che faceva uso di sostanze, quindi non era tra l'altro una persona che magari si faceva abbindolare, c'è questa cosa. Una ragazza sportiva che godeva di ottima salute e che si sottoponeva a esami sanitari periodici. Il corpo di Simona è stato rinvenuto sul fondo della piscina, in un angolo distante dal bar e poco illuminato. Vani i tentativi di rianimarla da parte di alcuni amici, poi l'arrivo dei soccorsi, ma per Simona era già troppo tardi. Attirati in aperta campagna con una scusa, poi aggrediti brutalmente con bastoni e colpi di arma da fuoco. È accaduto a 2 idraulici di Gela lo scorso giugno. Dopo settimane di indagini la polizia ha arrestato uno dei presunti aggressori, già noto alle forze dell'ordine. A incastrarlo un video girato dalle stesse vittime durante l'agguato. Gerry Italia. Un pretesto, un finto sopralluogo e poi la violenza il 7 giugno, quando 2 idraulici gelesi vengono attirati in una zona isolata tra Gela e Niscemi. Pensano di dover visionare un lavoro, ma trovano ad attenderli una trappola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, appena scesi dall'auto vengono assaliti, prima colpiti con bastoni e oggetti contundenti e poi messi in fuga da diversi colpi di pistola sparati ad altezza uomo. Un'aggressione feroce con dinamiche da spedizione punitiva. Le vittime riescono a fuggire e incredibilmente riescono anche a registrare parte dell'assalto con un telefono cellulare. Il breve filmato sarà la chiave delle indagini. Nelle immagini si intravede una Fiat Panda bianca in fuga e si riesce a leggere parzialmente il numero di targa. Le indagini si stringono attorno al veicolo. L'auto è intestata alla compagna di un pregiudicato locale, già noto per gravi reati contro la persona. Scattano le perquisizioni, viene rintracciata la vettura e sul mezzo la polizia scientifica trova evidenti segni compatibili con un'aggressione. Lunedì scorso per lui è scattato l'arresto, provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica. A confermare il contesto
questo una denuncia sporta dallo stesso sospettato pochi giorni dopo l'agguato. Racconta di essere stato danneggiato da uno dei due idraulici in seguito a un litigio stradale, una versione che secondo gli inquirenti nasconde un movente ben più grave. Alla base dell'agguato ci sarebbero vecchi rancori probabilmente legati proprio a quell'episodio, ma degenerati in una vera e propria spedizione pianificata. L'indagine, tuttora in corso, ha già portato al sequestro dei veicoli usati per la fuga e a ulteriori riscontri. Si cercano adesso gli altri due complici, la pista è chiara, si tratta con ogni probabilità di un regolamento di conti. E guerra tra governo e regione sul diritto all'interruzione di gravidanza. Il Consiglio dei Ministri ha stoppato la legge regionale sui medici non obiettori. Lorena Dolci. Nessuna categoria preferenziale per i medici non obiettori. L'interruzione di gravidanza in Sicilia resterà una faccenda complicata. Il governo ha bocciato infatti la normativa regionale salutata solo qualche mese fa come una battaglia di civiltà, che introduceva l'obbligo di assumere medici non obiettori nelle strutture pubbliche, dove spesso la carenza di medici impedisce di applicare il diritto all'aborto, così come previsto dalla legge 194. Secondo il Consiglio dei Ministri, quella norma non garantisce l'uguaglianza nell'accesso ai concorsi e lo discrimina in base a criteri morali. Esultano Fratelli d'Italia e movimenti pro vita, mentre le opposizioni parlano di segnale gravissimo. È chiaro che c'è solo una scelta ideologica da parte del governo che deve offrire un vessillo a chi invece su questa materia continua ad avere posizioni demagogiche e contro il diritto delle donne alla salute e alla libertà di scelta. In Sicilia la percentuale di obiettori supera in media l'80% con punte del 90%. Un esempio: negli ospedali di Messina 35 medici su 36 sono obiettori. Sotto tiro del governo nazionale anche il comma che permetteva di sbloccare 15 milioni di euro per i laboratori privati, dove da mesi i pazienti sono costretti a pagare le analisi. A Catania, dopo una serie di interrogatori ad alcuni degli indagati nell'ambito dell'operazione Capinera, i carabinieri hanno arrestato 7 persone per detenzione e spaccio di crack e cocaina. Tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per loro il GIP ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. L'indagine aveva già consentito di eseguire 8 misure cautelari in carcere per traffico di droga, smantellando una fiorente piazza di spaccio nel quartiere Librino, attiva appunto in via Capinera, da cui l'operazione prende il nome. Portato alla luce un sodalizio criminale strutturato e gerarchicamente organizzato con compiti ben definiti. I carabinieri della Forestale del Centro Anticrimine Natura di Palermo, con il supporto dei colleghi della compagnia di Carini, hanno arrestato 2 uomini accusati di combustione di rifiuti e ricettazione. I 2 sono stati sorpresi mentre tentavano di appiccare il fuoco a un gran quantitativo di cavi di rame nel bosco di Billemi, nell'area che si estende tra Palermo e Torretta. Grazie al tempestivo intervento degli investigatori, scongiurato il rischio di un disastro ecologico nel territorio. Adesso andiamo ad Agrigento. Il dissalatore di Porto Empedocle è pronto, è stato pure inaugurato giorni fa alla presenza del presidente Schifani, ma l'acqua ad Agrigento non è ancora in rete. Si attende l'ok dell'ASP dopo il campionamento. Se i parametri saranno conformi, entro 24 ore partirà l'immissione nel sistema idrico. Sentiamo Davide Sardo. Tutto ruota attorno ad un'attesa lunga 24 ore. Sono questi i tempi tecnici previsti per conoscere i risultati dei campionamenti effettuati dall'ASP sull'acqua prodotta dalla dissalatore di Porto Empedocle. Un passaggio decisivo per la messa in funzione dell'impianto, finalmente operativo dopo anni di annunci e ritardi, in un momento in cui la crisi idrica minaccia interi territori della provincia. L'acqua è pronta, ma non è ancora in rete. Si attende l'esito ufficiale che certifichi la conformità ai parametri di qualità. Se i valori saranno nella norma, l'immissione inizierà dal serbatoio di Villaseta con una portata di 50 litri al secondo, destinata a salire a 100 litri entro metà agosto. Una boccata d'ossigeno per famiglie, imprese e agricoltori alle prese da mesi con turnazioni sempre più ampie e invasi ridotti al minimo storico. AICA e Atia G9 sono già al lavoro per definire la ripartizione delle nuove risorse idriche tra i comuni serviti. L'attivazione del dissalatore rappresenta una svolta concreta resa possibile da un'accelerazione tecnica e amministrativa che ha consentito di anticipare le previsioni. Ora si attende l'ultimo passaggio, quello che trasformerà un impianto pronto in una risposta reale all'emergenza.
40 anni fa la mafia uccideva il vicequestore Cassarai e l'agente Antiochia. Oggi giornata di commemorazioni a Palermo, alla presenza anche del capo della polizia Pisani e del ministro Piantedosi. Emanuela Corsi. Ninni era sicuramente una persona intelligente, caparbia, molto coraggiosa. Questo ha fatto sì che lui con grande determinazione cercasse la verità. 40 anni fa, il 6 agosto 1985, il vicequestore aggiunto Ninni Cassarà e l'agente Roberto Antiochia furono assassinati dalla mafia. Cassarà era tra i più stretti collaboratori del giudice Falcone. Antiochia, all'epoca 23enne, aveva scelto quel giorno di tornare in servizio da volontario per proteggerlo, consapevole dei rischi che stava correndo. Una vera e propria esecuzione mafiosa, con oltre 200 colpi esplosi da un comando armato mentre il vicequestore rientrava a casa. Un delitto eseguito davanti agli occhi della moglie, che lo teneva tra le braccia mentre moriva. Ricordo una volta che mi raccontò che per fare le indagini andavano ai funerali dei mafiosi perché in quell'occasione potevano cercare di capire, quindi si sforzava sostanzialmente di trovare sempre dei metodi investigativi suoi. Palermo ha ricordato le due vittime di Cosa Nostra con una cerimonia alla presenza dei parenti e delle autorità civili e militari vicino al simulacro commemorativo in piazza Giovanni Paolo II, dove il capo della polizia Pisani ha deposto una corona d'alloro. A seguire una messa in suffragio nella cappella della caserma Lungaro. Nel pomeriggio anche il ministro dell'Interno Piantedosi, alla presenza del capo della polizia, deporrà una corona d'alloro accanto alla lapide commemorativa nell'atrio della squadra mobile. E il Presidente della Repubblica Mattarella ha voluto ricordare un'altra vittima della mafia a Palermo. Il 6 agosto, ha detto, richiama alla memoria l'attentato di mafia in cui 45 anni fa perse la vita il procuratore Gaetano Costa, magistrato di alta preparazione professionale, di riconosciuta indipendenza e di grande equilibrio. Costa ha condotto delicate ed efficaci indagini sulle organizzazioni criminali operanti nel territorio siciliano, cogliendo con lungimiranza la complessità del fenomeno mafioso e la sua penetrazione nei pubblici poteri e nei sistemi socio-economici. Così Mattarella ha detto. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo di musica, Noto Emozioni con Simona Molinari e il suo Kairos Tour, brani celebri, omaggi ai grandi della musica e canzoni dal nuovo album in una serata intensa e coinvolgente del Festival Noto Musica. Sentiamo Eva Spampinato. Il barocco di Noto, un cielo d'estate, la voce sofisticata e magnetica di Simona Molinari. In piazza Municipio il Festival Internazionale Noto Musica continua ad offrire ai tanti turisti arrivati in Sicilia da tutto il mondo, ma anche ai siciliani, amanti della buona musica, un parterre di artisti di grande prestigio come Simona Molinari. In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare. Cantautrice raffinata, interprete jazz pop tra le più apprezzate in Italia, la Molinari ha conquistato il pubblico con il suo Kairos Tour, accompagnata da una formazione d'eccellenza: Claudio Filippini al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso, Fabio Colella alla batteria. Un concerto intenso dove i suoi brani più amati, Egocentrica, La felicità, si sono intrecciati a omaggi a Ella Fitzgerald, De Gregori, Lucio Dalla, fino alle canzoni del nuovo album Hasta Siempre Mercedes. Dietro la fronte di Sofia, i miei pensieri in processione. Atmosfera magica in una cornice che esalta la bellezza e l'arte. Sapessi darti almeno un nome. Musica anche ad Agrigento, migliaia di candele, un'atmosfera suggestiva per il tributo a Lucio Dalla. Al Teatro Efebo la voce di Pier Davide Carone e il coro lirico siciliano hanno emozionato il pubblico con i grandi successi del cantautore bolognese. Davide Sardo. Parla un'altra lingua, però sapevano.
Migliaia di candele hanno illuminato il teatro Efebo di Agrigento per una serata di grande intensità emotiva tra musica, poesia e ricordi. Il Lucio Dalla Tribute ha incantato il pubblico con l'inconfondibile voce di Pier Davide Carone, accompagnato dall'orchestra del coro lirico siciliano diretta dal maestro Francesco Costa, vincitore dell'Oscar della lirica. Meraviglioso intanto perché Lucio amava questa terra, tanto che aveva una casa a Milo vicino di casa di Franco Battiato, che invece è un altro mostro sacro della musica d'autore, non solo però della vostra terra direttamente nativo, e spero di poter rendere onore a un repertorio che è meraviglioso, però è anche molto molto difficile. Tra Caruso, L'anno che verrà e Piazza Grande, il pubblico ha vissuto un vero viaggio emozionale. Un omaggio sentito e partecipato per tenere viva la stella di uno dei più grandi poeti della musica italiana. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. In Serie B il Palermo trova l'accordo con Bardi e cede Desplanches al Pescara. In Serie C il Catania è a un passo da Loi, che dovrebbe firmare un biennale. Venerdì allenamento congiunto del Siracusa con il Priolo. Sergio Colosi. Francesco Bardi, 33 anni, ex Reggiana, è il nuovo secondo portiere del Palermo, accordo su base biennale. Il club rosanero si era cautelato contattando Semper, ma alla fine Bardi ha accettato l'offerta rinunciando all'Union Brescia, operazione che ha sbloccato l'arrivo in prestito di Desplanches al Pescara, dove avrà l'opportunità di giocare titolare. In partenza il centrocampista bosniaco Saric, con destinazione Antalyaspor. Un altro passaggio con contratto biennale che attende soltanto l'ufficialità è Salvatore Aloe al Catania. Il centrocampista 28enne calabrese come toscano è cresciuto nella Reggina, in BC 248 presenze e 16 reti, con un passato tra Ternana, Pescara, Avellino e Trapani. Dopo l'escano nello scorso mercato per Michele D'Ausilio, re degli assist, ben 39 in Serie C, sembra profilarsi un nuovo derby Catania-Trapani, ma questa volta la società di Pelligra è in netto vantaggio. Si allontana Vallocchia, ma al suo posto potrebbe arrivare Michele Calida Renate, se partirà almeno uno tra Frisenna e Luperini. Bocic ad un passo dal Picerno. Il Trapani, che si allena a Valderice, ha comunicato che giovedì e venerdì le sedute saranno aperte al pubblico granata. Sul difensore camporese c'è anche il Casarano. 5 arrivi negli ultimi giorni hanno sbloccato il mercato del Siracusa. Venerdì al De Simone allenamento congiunto con il Priolo, squadra di promozione siciliana. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.